Banditi in azione in un supermercato di Montebelluna. I rapinatori armati di sbarre di ferro sorprendono i dipendenti nell'orario di chiusura e fuggono con poche centinaia di euro. Il sindaco, episodio inquietante. Scontro tra un'auto e una moto, drammatico incidente nel primo pomeriggio lungo via Feltrina a Montebelluna, gravissimo, un 69enne di Giavera del Montello, traffico in tilt. Dopo la condanna definitiva all'ex PR padovano che 8 anni fa stuprò una quindicenne alla baita al lago di Castelfranco, posta su Instagram un appello shock: la vittima non voglio più soffrire e querela lo stupratore. Tariffe Momo, coalizione civica avvia una raccolta firme per protestare contro l'impennata. Da Cassugana l'assessora Sernagiotto dice: a Treviso nessun aumento per trasporto scolastico e mense. Cedono l'attività di famiglia dopo 86 anni a una ristoratrice di origini cinesi. Succede a Roncade nella storica gelateria De Lazzari. Il problema è quello ormai affrontato da molti, la mancanza di personale. Incidenti domestici mediamente nella Marca, 15 accessi al pronto soccorso per vari traumi. Nasce un vademecum che sarà distribuito in tutti i comuni della provincia. 5 volte campione del mondo, 12 volte campione italiano, è morto Renato Longo, mito del ciclocross. Aveva 85 anni, fino a qualche giorno fa continuava a girare con la sua inseparabile bici. Buonasera, ben ritrovati in diretta edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Partiamo questa sera dalla rapina che è avvenuta nella tarda serata di martedì in un supermercato di Montebelluna con malviventi armati di piedi di porco che hanno minacciato i dipendenti. Un episodio inquietante, fortunatamente nessuno si è fatto male. Esprimiamo tutta la solidarietà ovviamente nei confronti dei dipendenti presenti al momento dell'agguato, chiamiamolo così. Il pensiero del sindaco Bordin va ai dipendenti del supermercato Mega di Montebelluna e all'incubo vissuto martedì sera intorno alle 22, quando alcuni malviventi si sono introdotti nell'esercizio commerciale dopo aver forzato la porta d'ingresso. I lavoratori sono intenti a sistemare la merce sugli scaffali quando vengono sorpresi dai rapinatori che, tenendo in mano un piede di porco, forse proprio quello utilizzato per entrare, minacciano i dipendenti. Per loro sono minuti di paura, mentre i banditi, individuate alcune cassette di sicurezza, riescono a scassinarle prendendo il contante, qualche centinaio di euro contenuto all'interno. A quel punto i malviventi fuggono, probabilmente a bordo di un'auto. Per i lavoratori è la fine dell'incubo, ma soprattutto il momento per tirare un sospiro di sollievo, consapevoli che nessuno è rimasto ferito. Passato lo shock iniziale danno l'allarme. Sul posto in pochi minuti arrivano i carabinieri di Montebelluna che ora stanno indagando per risalire ai responsabili. Vorrei fare anche un ringraziamento ai ragazzi dell'Arma dei Carabinieri che sono prontamente intervenuti e che stanno proprio in queste ore indagando. Ancora cronaca, assalti ai bancomat. Questa mattina in tribunale a Treviso le condanne definitive per 8 componenti della banda. Per altri 4 sarà fissata un'udienza preliminare. Nikos Garbin, ritenuto il capo della banda, è stato condannato a 6 anni di reclusione, Michael Scavazza a 5 anni e 1 mese, Stefano Vago a 4 anni e 8 mesi e Davis Scavazza a 4 anni e 6 mesi. Queste le 4 sentenze di condanna in abbreviato pronunciate in tribunale a Treviso. Gli avvocati della difesa hanno già annunciato il ricorso in appello. Hanno invece chiuso con un patteggiamento a 2 anni e 7 mesi gli altri 4 finiti davanti al GUP Marco Biagetti. All'appello mancano ancora 4 componenti della stessa banda, le cui posizioni saranno affrontate in una diversa udienza. Si tratta della banda che aveva messo a segno numerosi furti e rapine assaltando gli sportelli degli istituti di credito e gli uffici postali del Triveneto. Si tratta di una quindicina di colpi tra le province di Treviso, Venezia, Rovigo, Pordenone, Udine e Trento nel periodo compreso tra agosto 2020 e maggio 2021. Il modus operandi era sempre lo stesso. Utilizzavano le cosiddette marmotte, ovvero ordigni rudimentali ma potentissimi che venivano infilati nella fessura dei bancomat in modo da squarciarli velocemente per prelevarne il contenuto. Poi si davano alla fuga facendo perdere le tracce fino a marzo di quest'anno, quando i carabinieri hanno fatto scattare le manette. La banda aveva la sua sede operativa in un'abitazione con garage a Mareno di Piave. 180.000 euro il tesoretto ricavato dai malviventi.
E c'è stato un grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo via Feltrina a Montebelluna all'altezza dell'incrocio con via Montello. Poco dopo le 14 nello scontro tra un'auto e una moto è rimasto seriamente ferito un 69enne di Giavera del Montello che era in sella proprio alla motocicletta. Il Centauro è stato sbalzato per alcuni metri, immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto si è portato l'elicottero di Treviso Emergenza che ha trasportato il ferito all'ospedale Cafoncello dove si trova ora in prognosi riservata. Il tratto è stato chiuso al transito per consentire i rilievi di legge da parte della polizia locale, inevitabili le ripercussioni sulla circolazione con lunghe code di auto e mezzi pesanti che si sono formate in entrambe le direzioni. Dopo la condanna definitiva, l'ex PR padovano che 8 anni fa stuprò una quindicenne nella discoteca di Castelfranco Veneto posta su Instagram un appello shock con la vittima che fa sapere non voglio più soffrire e chiama l'avvocato per procedere con una querela. Abbiamo parlato direttamente ovviamente con la ragazza, con la madre e mi sono consultata anche con l'avvocato Vinci che è stato codifensore in primo e secondo grado e abbiamo deciso di attivarci e proporre una querela. Non vuole più soffrire, non vuole rivivere quanto accaduto 8 anni fa, quando, dopo la denuncia per la violenza subita, aveva dovuto difendersi dagli attacchi arrivati via social. La vittima, allora quindicenne, adesso 23enne, intende querelare Filippo Roncato, il giovane condannato per stupro che ha scelto Instagram per sfogarsi. Chi mi ama mi vendichi, è scritto a chiare lettere da Roma dopo aver ascoltato la sentenza di rigetto del ricorso presentato alla Corte di Cassazione che lo condannava in modo definitivo a scontare 6 anni di carcere. 27 anni di Loreggia, Roncato invitava gli amici a fargli giustizia, ricordando che a suo dire la minorenne sarebbe stata consenziente. I fatti risalgono al 21 agosto 2015. Il giovane, all'epoca 19enne, PR della discoteca Baita al Lago di Castelfranco Veneto, incontra una quindicenne nel locale con un'amica. Qui lui abusa di lei mentre un amico del PR, anche lui condannato per violenza privata, tiene ferma l'altra ragazza, amica della vittima, che vorrebbe correre in suo aiuto. 8 anni e 3 gradi di giudizio dopo, la condanna per Roncato diventa definitiva, con pena confermata per il PR in primo e secondo grado. Su Instagram, accanto alle foto di feste e viaggi, da martedì sera compare la sua rancorosa amarezza. Il 27enne accusa la giustizia italiana, parla di un accanimento che dura da quasi 10 anni, un processo palesemente falsato con inquinamento di prove in ogni sede, aggiungendo «mi vogliono massacrare, mi vogliono privare della mia libertà». Il titolo di quel post scatena immediate reazioni con numerose approvazioni nascoste dietro i cuoricini. La vittima adesso è di nuovo presa di mira sui social, come racconta al telefono il suo avvocato. Adesso temono che con il clima d'odio che in generale è presente purtroppo negli ultimi tempi in Italia ci sia qualcuno che possa accogliere l'appello del Roncato. Abbiamo visto via social che qualcuno ha già manifestato in un certo qual senso solidarietà. La cosa verrà sicuramente segnalata alle autorità competenti in modo che si vuole proprio troncare fin dall'inizio questa situazione, sia perché la ragazza non abbia da rivivere ciò che ha già vissuto, sia perché è giusto proprio attivarsi fin dall'inizio. Un terribile ritorno al passato per la ragazza che ripiomba nell'incubo vissuto 8 anni fa. Ed è stato condannato in primo grado a 6 anni e 6 mesi per violenza sessuale, assolto invece per un altro episodio relativo a un tentato stupro. Si tratta del 28enne pakistano accusato di aver aggredito e violentato in un centro massaggi a Susegana la titolare, una 45enne di origini cinesi. I fatti risalgono al 5 aprile dello scorso anno, quando la donna uscì dal locale tumefatta, scalza e sotto shock. Soccorsa da alcuni cittadini, aveva raccontato dell'aggressione. Il 28enne dipendente di un ristorante takeaway, dopo averla violentata era fuggito, ma era stato incastrato dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza e dalla testimonianza di un residente che lo aveva proprio visto uscire dal centro massaggi. Le indagini erano state svolte dai carabinieri. Aveva dato del mafioso al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Loris Mazzorato, ex sindaco di Resana, è stato assolto per particolare tenuità del fatto grazie alla riforma Cartabia.
Vilipendio nei confronti del presidente Sergio Mattarella. Nel 2020 Loris Mazzorato, ex sindaco di Resana, aveva scritto una serie di post sulla sua pagina Facebook, commenti attribuibili al capo dello Stato. Abbi la dignità ed il coraggio di confessare i tuoi crimini contro il popolo, aveva scritto. Ad innescare la miccia sarebbe stata la firma apposta dal Presidente della Repubblica ad un provvedimento che non conteneva il taglio alle pensioni d'oro. Ora il GUP Marco Biaggetti lo ha assolto per particolare tenuità del fatto. Io non mi sono mai permesso di contestare il capo dello Stato, che è una figura che rappresenta noi italiani, è il difensore della Costituzione. Il mio attacco è stato politico verso quei politici che hanno in campagna elettorale, ero presente io, hanno parlato con me, quando hanno parlato di tagli, di nessun obbligo, di libertà di scelta, si sono rimangiati tutte le parole. E questo non va bene perché è contro quelli che sono i principi etici e morali di una politica al servizio dei cittadini. Assoluzione che è arrivata grazie ad un articolo della riforma della giustizia Cartabia. L'autorizzazione a procedere è data al ministro di allora, Cartabia, ed è grazie alla novella legislativa del ministro Cartabia che lui adesso è stato assolto, perché avendo consentito che i reati con pena minima inferiore ai 2 anni siano considerati anche fatti lievi, la offesa che lui ha arrecato al capo dello Stato è stata considerata ipotesi lieve e quindi è stato mandato assolto proprio per questa ragione. Ringrazio i miei avvocati, ha spiegato l'ex sindaco, oggi capogruppo tra le file dell'opposizione, perché hanno capito la mia posizione. Non è perché sono stato assolto che devo ringraziare loro, è perché è stato il mio modo di lavorare da anni. Vedete, questa è una t-shirt che io utilizzo dal 2014 quando ero sindaco. Io ho detto anzitempo quello che sarebbe successo oggi. Vedete, Renzi è a forma di Dracula che uccide l'italiano medio. Draghi con il super aspirone del soldone che toglie la parte monetaria ancora prima che succedesse il crack delle banche, e lo vediamo con la cessione di sovranità. Questo è un disegno politico. Paura in mattinata poco prima di mezzogiorno per il malore che ha colto in strada lungo via Giacomelli a Treviso, nella zona di Città Giardino, un 57enne. L'uomo stava camminando quando si è sentito male. I presenti hanno subito chiamato il 118 che ha inviato in pochi istanti un'ambulanza sul posto. Il 57enne è stato soccorso e rianimato dagli operatori del SUEM e quindi accompagnato in pronto soccorso al Cafoncello, dove è stato ricoverato per tutti gli accertamenti del caso. Torniamo sulla questione degli aumenti dei biglietti e dei mezzi pubblici, perché dopo lo scontro tra maggioranza e opposizione sull'aumento dei prezzi appunto dei bus che scatteranno dal 1° di luglio, oggi l'assessore alle politiche educative Gloria Sernagiotto fa il punto, e mentre gli esponenti di Coalizione Civica fanno partire invece una raccolta firme in città per dire no agli aumenti. Per quanto riguarda il trasporto scolastico dei bambini della scuola primaria e dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado, quindi delle scuole medie, noi abbiamo tenuto le tariffe dell'anno scorso, per cui per l'anno scolastico 23-24 non subiranno nessuna variazione. Cassugana si sfila dalla polemica sui rincari MOM, che l'opposizione definisce il primo regalo del sindaco Conte dopo la sua rielezione. Il comune nulla c'entra e per quanto è di sua diretta competenza nessun aumento. Le tariffe degli abbonamenti per il trasporto scolastico relativo a scuole elementari e medie restano invariate. Ad assicurarlo Gloria Sernagiotto, assessore alle politiche educative e pubblica istruzione. I genitori di bambini e ragazzi, secondo Sernagiotto, possono dunque stare tranquilli. L'aumento peserà però sulle famiglie dei ragazzi che frequentano le scuole superiori della Marca e sui cittadini che quotidianamente utilizzano i mezzi pubblici per i loro spostamenti. Quello è un disagio che ci dispiace, che non dipende purtroppo da noi, e in questo momento quello che noi possiamo fare, dove possiamo agire, lo stiamo facendo. Ci tengo a precisare che anche i buoni pasto non subiranno variazioni, quindi le famiglie trevigiane pagheranno le stesse tariffe sia per quanto riguarda il trasporto che per quanto riguarda la mensa scolastica. Sì, perché in un momento storico in cui l'aumento di costi vede costretti gli esercenti a far lievitare i prezzi, si pone anche la problematica della quota pasto nelle mense. Con Treviso che mantiene la tariffa a 3,70 € coprendo la differenza di 1,20 € rispetto al costo reale di 4,90 €. L'amministrazione Conte vuole essere vicina alle famiglie in un momento in cui purtroppo l'aumento dei costi comporterà dei sacrifici per loro e anche per noi, perché anche il nostro bilancio è fortemente in difficoltà, però un messaggio che vogliamo dare è proprio di vicinanza alle famiglie ed è in questo senso che stiamo lavorando,
cercando di mantenere il più possibile invariate le tariffe e dare un supporto concreto e reale ai genitori. L'assicurazione è che per gli esponenti di Coalizione Civica non sono sufficienti e per sabato, annunciata a Porta San Tommaso a partire dalle 9, l'avvio di una raccolta firme per dire no all'aumento dei biglietti e degli abbonamenti. Riteniamo che questo incremento di tariffario sia assolutamente insostenibile, sia per le tasche di studenti e lavoratori che per l'ambiente. Così la nota di Coalizione Civica. E a proposito di servizi alle famiglie ci spostiamo a Spresiano. Poche adesioni, cancellati i centri estivi comunali. Il comune è pronto ad andare incontro economicamente però alle famiglie che avevano iscritto i loro figli. Una scelta sofferta presa in questi ultimi giorni quando si sono chiuse le iscrizioni e tirate le fila. Quest'anno i centri estivi comunali a Spresiano non verranno organizzati. 8 iscritti al massimo, addirittura settimane con 2 iscritti o un iscritto. Dico, mi pare francamente diventa un sistema di babysitteraggio e non più un centro estivo. Credo che un bambino da solo al centro estivo si annoi e non abbia... No? E poi oggettivamente c'è un'antieconomicità da parte del comune. I centri estivi comunali erano nati a Spresiano 3 anni fa in piena epoca Covid per andare incontro alle famiglie in un momento particolarmente delicato, soprattutto dal punto di vista economico. Noi non abbiamo mai voluto andare ad intrometterci nei centri estivi, ma abbiamo sempre dato i contributi che diamo, anche quest'anno e che abbiamo dato anche quando li abbiamo fatti noi, ai privati che li fanno. A Spresiano si contano circa una decina di camp estivi. Il nostro era nato in emergenza, effettivamente non ha avuto, adesso che non siamo più in emergenza i numeri sono scesi drasticamente. Alle famiglie che avevano iscritto i propri figli ai centri estivi del comune, una volta contattate per spiegare il perché della decisione, sono arrivate le scuse dell'amministrazione ma anche rassicurazioni. Abbiamo detto che comunque siamo disponibili anche a supportare con la nuova quota eventualmente la frequenza in altri centri estivi. Siccome il nostro centro estivo costava, adesso non mi ricordo, mi pare 80 euro, 50, 80 euro, la differenza, a meno che uno non vada a farmi il centro estivo da 2.000 euro a settimana, però insomma andremo incontro anche in questo senso. Le difficoltà del mondo del commercio ora cedono l'attività di famiglia dopo 86 anni a una ristoratrice di origini cinesi. Succede a Roncade, nella storica gelateria De Lazzari. Il problema è quello ormai affrontato da numerosi esercenti e imprenditori, la mancanza di personale. Una necessità anche forse che è venuta dal Covid e diciamo si è attivata con il Covid e poi successivamente al Covid con turnover eccessivo di personale, quindi ricerca di personale continua, dover cambiare spesso interlocutore tra il locale e la clientela, non si crea più tanta fidelizzazione, si fa sempre più difficoltà e non è la nostra filosofia, quindi questo ci ha portato inevitabilmente a prendere la decisione di o cedere l'attività come effettivamente abbiamo fatto, diversamente dovevamo cessare proprio. Un'attività storica, quella della gelateria e caffetteria De Lazzari. Aperta nel 1937, dopo 86 anni il titolare Giuseppe si trova a dover chiudere l'attività. Come perdere una parte di sé, racconta Giuseppe, nato e cresciuto tra i banconi dove il padre e il nonno hanno a lungo lavorato. Un effetto un po' strano, perché comunque è una parte della vita che ovviamente da quando sono nato c'è questa attività di famiglia e quindi sicuramente è una parte che se ne va, però anche con molta, diciamo, aspettativa anche sicuramente convinzione che possa dare continuità alla signora Anna. E la speranza della famiglia è stata presa in carico proprio da una signora di origini cinesi, Gui Ranfu, per tutti Anna, che, parlando con i titolari, ha deciso di rilevare il locale mantenendo arredi, tradizioni e soprattutto le 2 dipendenti che lavoravano lì prima della vendita dell'attività. Una realtà storica del territorio che passa in mani straniere, ma per De Lazzari questo non è un problema. La speranza è che ci possa essere le persone che abbiamo trovato che possono essere fortunate per la continuità. Ciao ciao! Sentirsi sicuri nelle proprie case evitando il più possibile gli incidenti domestici. Questo è l'obiettivo principale della nuova campagna informativa Casa Amica.
In media in provincia di Treviso si registrano 18 accessi al giorno al pronto soccorso per traumi, la maggior parte di questi accaduti in casa. In Italia sono oltre 3,2 milioni all'anno gli incidenti domestici che colpiscono il 5,3% della popolazione, anche con conseguenze molto gravi. ANAP Confartigianato tempo fa aveva avviato un'indagine tramite questionari sulla situazione delle abitazioni, circa 1 milione, quelle realizzate negli anni 60 e 70, che racchiudono al loro interno piccole grandi insidie, soprattutto per gli anziani. Sono tutti quegli ostacoli, quelle barriere architettoniche che purtroppo col mutare dell'età la possibilità di viverci bene è cambiata totalmente. L'anziano fa fatica a vivere sulle case che le ha costruite quando era giovane. Dall'analisi dei dati ANAP è nata una guida che oggi, grazie alla collaborazione con l'Associazione Comuni, il Centro Studi Amministrativi Marca Trevigiana e l'ULSS 2, è diventata un opuscolo informativo. 150.000 quelli che saranno consegnati nei comuni trevigiani, nei centri anziani o negli studi medici. Una guida per aiutare i meno giovani ad evitare pericoli in casa. 9 le trappole individuate alle quali prestare attenzione, dalle scale ai pavimenti, dai tappeti ai fili elettrici. Diamo piccole indicazioni, magari si può cominciare da una, quindi capire qual è il punto più fragile e cercare di fare un piccolo cambiamento ogni giorno, proprio installare un'abitudine sana. Oltre agli opuscoli informativi verranno realizzati degli incontri di approfondimento per fornire ai cittadini tutte le informazioni utili per mappare le proprie abitazioni, attuando i necessari interventi di protezione dai rischi. Ricordando anche quelle insidie e quei pericoli che possono emergere proprio all'interno delle abitazioni e che portano poi da un giorno all'altro a mettere proprio in discussione anche la tranquillità e la stabilità anche dell'anziano stesso. Ci fermiamo adesso per qualche istante, restate con noi naturalmente. Eccoci di nuovo in diretta, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Ripartiamo dal mondo del ciclismo che è in lutto per la morte di Renato Longo, scomparso la scorsa notte all'ospedale di Conegliano, dove era ricoverato dal 1° giugno quando era stato colto da un malore. Aveva 85 anni. Longo, pluricampione di ciclocross, nella sua carriera ha vinto 5 titoli mondiali e ben 12 titoli italiani. Una passione per le due ruote che lo aveva accompagnato fino a pochi giorni fa, quando era uscito in sella alla sua bicicletta per un giro. Tanti messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore. Uomo dotato di qualità sempre più rare: cordialità, cortesia, educazione, gentilezza, signorilità e garbo. Campione nello sport, fuori classe nella vita. Fai buon viaggio, Renato, scrive su Facebook Silvio Martinello. Renato Longo, il campione che ci fece innamorare del ciclocross e ci fece trepidare e tifare per una disciplina che sembrava così lontana dalla nostra cultura. Il ricordo invece del giornalista Marino Bartoletti. Longo lascia la moglie Marisa e la figlia Federica. L'ultimo saluto sabato alle 10:30 nel Duomo di Vittorio Veneto. Presentata questa mattina a Venezia la candidatura del Veneto a riferimento in Europa per lo sport il prossimo anno. Il dossier è pronto, in perfetta sintonia con l'assegnazione delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 e sono numerosi i sostenitori di questa candidatura. Nella pratica sportiva il Veneto è al secondo posto per numero di tesserati e al terzo per numero di società, mantenendo una posizione di rilevanza a livello nazionale. Da questa mattina a Palazzo Barbi a Venezia è stata ufficialmente lanciata la candidatura del Veneto alla Regione Europea dello Sport per il 2024. Si tratta di un riconoscimento proposto da ACES Europa, associazione no profit con sede a Bruxelles, che opera in sinergia con la Commissione europea. La candidatura del Veneto è proposta dalla Giunta regionale, come spiega l'assessore allo sport Cristiano Corazzari. È una grande opportunità per la nostra regione e il Veneto è una regione di sport e di sportivi, quasi 500.000 atleti tesserati nelle varie discipline, decine di migliaia di società sportive e di realtà che operano anche nel mondo del volontariato legato allo sport. Si tratta di un valore eccezionale per la nostra comunità in termini di qualità della vita, di prevenzione delle malattie, di miglioramento anche del rapporto di coesione sociale.
Ci sono poi i grandi eventi nella nostra regione. Le Olimpiadi di Milano-Cortina che ci aspettano nel 2026, fortemente volute dal Presidente Zaia. Con questa candidatura andremo a promuovere un programma di valorizzazione di tutto ciò che è sport del Veneto, sia in termini di attività, sia in termini di pratica sportiva e in termini anche del nostro patrimonio impiantistica, e speriamo naturalmente che questa candidatura metta al centro lo sport del Veneto. Ecco come è nata la candidatura del Veneto, ora al via i primi sopralluoghi della Commissione agli impianti a partire da lunedì. Rosanna Conte, veneta di Treviso, non si è fatta scappare questa idea, pertanto si è impegnata immediatamente parlandone sia con l'assessore sia col Presidente della Regione Zaia, e quindi la candidatura è partita da Bruxelles, è arrivata qua nel Veneto, hanno fatto un ottimo lavoro l'assessore Corazzari, e pertanto possiamo dire che a Bruxelles, al Parlamento europeo, a dicembre quasi sicuramente ci sarà presente la Regione Veneto. E adesso parliamo di basket, perché l'NBA torna a Treviso con l'Adidas Eurocamp. Tra i grandi nomi in arrivo anche Tony Parker, 4 volte campione con il San Antonio. L'NBA americana torna alla Ghirada di Treviso. Dopo 5 anni, dal 9 all'11 giugno, approdano nella Marca le stelle del basket mondiale con la 16ª edizione dell'Adidas Eurocamp. Giovani campioni della pallacanestro e grandi stelle del passato. Una passerella che torna in città grazie anche al lavoro di Michele Gherardini, figlio del grande Maurizio, storico dirigente della Benetton degli Scudetti. Dopo 5 anni di assenza è un desiderio che avevamo, quello di riportare il camp in vita per dare modo comunque a tutti questi ragazzi giovani di vivere questa esperienza incredibile. E per la prima volta spazio anche al basket femminile. Dal 13 al 15 giugno infatti un camp dedicato alle atlete da tutto il mondo. Viene per la prima volta il basket femminile e questa è un'apertura, e ringraziamo l'Adidas da questo punto di vista, perché la WNBA negli Stati Uniti ormai spopola e anche nel college ormai è sempre più famoso il basket al femminile. In Europa pian piano sta avanzando e quindi dobbiamo essere competitivi anche là. Treviso, ancora una volta, torna ad essere una delle capitali europee della pallacanestro. Presto, tra le vie della città, infatti, le stelle del basket che conta. Ben Mathurin è un giocatore di adesso, poi c'è Jabari Smith. Poi abbiamo Tony Parker che sta venendo come una stella in un Hall of Fame. Poi abbiamo anche alcuni ex giocatori, Rajon Rondo e anche Josh Smith. Fin qui dunque le notizie da Treviso, adesso apriamo una finestra sulle notizie dal Bellunese. Sono molto gravi le condizioni di un escursionista recuperato con l'intervento dell'elicottero la notte scorsa in località Ronchetto, distante dal sentiero che scende da Montanella a Domege di Cadore verso l'1:30. Il soccorso alpino è stato attivato dalla centrale del SUEM a seguito della chiamata del fratello di un 62enne di Domege di Cadore non rientrato da una camminata. 8 soccorritori si sono portati sul posto finché dopo alcune ore una squadra ha sentito dei lamenti. L'uomo si era allontanato di 300-400 metri dal sentiero, cadendo sul terreno scivoloso e ruzzolando sotto salti di roccia. Dall'eliambulanza di Trento, abilitata al volo notturno, sono stati calati con il verricello equip medica e tecnico di elisoccorso che hanno imbarellato l'uomo e issato a bordo per poi trasportarlo all'ospedale di Trento. Immigrazione, vertice dei sindaci a Belluno, emergono difficoltà e perplessità dei primi cittadini alle prese con l'accoglienza. Riunione a porte chiuse oggi in prefettura, mentre nella stessa giornata di immigrati se ne è parlato da Roma a Bruxelles, a Belluno si sono confrontati i sindaci. L'argomento della forte immigrazione che c'è in questo periodo, le migliaia di persone che entrano nel nostro paese, mettono in grossa difficoltà l'intera nazione. Forti dubbi e perplessità sono state espresse dopo la riunione in prefettura da chi ha partecipato sì nel ruolo di primo cittadino di Roccapietre, ma che parla anche dal segretario provinciale della Lega. Io sono fermamente convinto che quando i sindaci, soprattutto dei piccoli comuni, io parlo per quelli, hanno giurato fedeltà al proprio mandato, nessuno ha richiesto loro di assumersi anche responsabilità di questo tipo. Gestire persone che arrivano anche
spesso senza nemmeno i documenti di identità, quindi hanno già difficoltà nel dire da dove arrivano, quindi non si sa niente di loro, sia una cosa che vada oltre quello che lo Stato può chiedere a un sindaco, ripeto, soprattutto di un piccolo comune, che non ha nemmeno la struttura tale per poter gestire questa cosa così importante e così delicata. Ora una notizia da poco battuta dalle agenzie che riguarda la Safilo. Vi sarebbe un concorrente nello stesso comparto dell'occhialeria disposto ad assorbire 250 dei 460 dipendenti dello stabilimento Safilo di Longarone, dichiarato dalla proprietà non più strategico e dunque destinato alla dismissione o alla cessione. Lo hanno riferito fonti sindacali al termine di un incontro che si è svolto oggi nel centro montano con delegati della società padovana. Secondo quanto riferito, oltre al primo potenziale player interessato che acquisterebbe anche lo stabilimento e parte della strumentazione di Safilo, vi sarebbero altre realtà dell'occhialeria presso le quali i lavoratori non compresi nel primo pacchetto potrebbero trovare nuova occupazione. Di fronte a un'azienda che gode di ottima salute finanziaria, è la posizione di Gianpietro Gregnanin, segretario della Wiltec Will del Veneto. Chiediamo quella concretezza relativa alla responsabilità sociale più volte richiamata dall'amministratore delegato di Safilo. Questo l'appello del sindacato. Se ne parla ormai da tempo, ma la soluzione fatica ad arrivare. La piaga del bostrico, ne parliamo ora, analizzata sui pendii del Monte Grappa. Valpore, un luogo suggestivo sulle pendici bellunesi del Monte Grappa per parlare di bostrico. Un luogo dove non c'è copertura per i cellulari è invece arrivato il temibile coleottero che sta uccidendo gli alberi circostanti. Il Rotary di Treviso, capofila di 10 club riunitisi allo scopo, ha messo a disposizione 28.000 euro per cominciare un'azione di contenimento del disastroso fenomeno. Voi sapete che c'è stato l'evento di Vaia nel 2018, è stato un evento distruttivo che lascia ancora oggi i segni. Il problema è ancora attuale perché questo piccolo insetto che si sta proliferando in modo anomalo, silenziosamente ma costantemente sta distruggendo le foreste. Inutile dire che le foreste per l'uomo hanno un'importanza enorme, perché se non ci fossero noi neanche respiriamo. Falliti i tentativi chimici di laboratorio, l'unica strada sembrerebbe essere quella di abbattere le piante uccise dall'insetto per fare spazio a nuovi arbusti. Seren del Grappa è stato scelto per iniziare una battaglia che si preannuncia lunga e non facile da vincere. Per parlare del problema del bostrico, un insetto che sta devastando non soltanto la montagna del massiccio del Grappa, ma di tutto il patrimonio boschivo del bellunese. Una giornata per parlare di quello che si può fare per cercare di arginare questo grave problema attraverso delle iniziative concrete che stiamo mettendo in campo con l'aiuto del Rotary e con l'aiuto di Veneto Agricoltura e della Regione Veneto. E sarà un Pelmo d'Oro internazionale quello previsto per il prossimo 29 di luglio. Per l'edizione dei 5 lustri, infatti, coinvolti anche ospiti da fuori i confini nazionali. Notte d'argento per il premio Pelmo d'Oro, giunto infatti ormai alla sua 25esima stagione. L'edizione 2023 sarà ospitata da San Tommaso a Gordino, al culmine di un'estate densissima di appuntamenti, il prossimo 29 luglio. Un appuntamento veramente importante per la nostra provincia, per la montagna, per l'alpinismo. Noi siamo onorati di organizzare nel comune di San Tommaso questo evento. È anche per noi un premio proprio essere premiati dalla giuria per poter organizzare questo evento. Noi siamo davanti alla parete nord del Civetta, una delle pareti più belle e più storiche e più importanti, insomma, del nostro territorio bellunese. I 3 premi principali saranno consegnati a Santiago Padros per l'alpinismo in attività, ad Alessandro Masucci per la carriera alpinistica e a Italo Zandonella Callegher per la cultura alpina. Ci saranno poi il premio Dolomiti UNESCO per l'inglese Alpine Club, il premio speciale Giuliano De Marchi assegnato alla memoria di Silvana Robis, mentre la provincia ha voluto premiare proprio gli ideatori del premio,
ossia Oscar De Bona e Roberto De Martino. L'abbiamo anche voluto per cercare di dare un impulso ulteriore a questa manifestazione, che è uno dei premi più significativi della provincia di Belluno, che ha soprattutto insieme, vede nella casa comune CAI, Soccorso Alpino, Guide Alpine, Consorzio BIM. È un grande lavoro in sinergia che vuole dare, diciamo così, riconoscenza ai protagonisti della nostra montagna. Era l'ultimo servizio per questa edizione, io vi ringrazio per essere stati con noi, come sempre adesso le previsioni del tempo. Una buona serata a tutti, arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. La pressione aumenta un pochino, ma aspettiamoci ancora una locale instabilità. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 9 giugno. Sul Veneto, dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, avremo nubi irregolari, anche consistenti, specie sulle zone montane, pedemontane e interne della pianura. Probabilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale. Temperature in rialzo e afa in aumento, minime tra 14 e 20 gradi, massime tra i 25 e i 29 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo poco nuvoloso, a seguire temporali sparsi in montagna come ci mostra la grafica, localmente fin verso la pianura, meno probabili ma comunque non esclusi sulla costa. Temperature minime sui 16-18 gradi, massime invece comprese tra i 26 e i 28 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Trentino Alto Adige, dove sarà infine soleggiato ma permarrà la possibilità di isolati rovesci pomeridiani. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 28 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.